Commissario Termine, cosa rappresenta questo premio per le aziende agrigentine e per la Camera che lo organizza? Diciamo che questo premio vuole rappresentare un incentivo per essere più presente nel campo produttivo. Queste aziende che verranno premiate sono naturalmente in rappresentanza di tutte le altre aziende e ultimamente abbiamo avuto un dato positivo che Agrigento è in aumento rispetto al numero di aziende. Quindi forza aziende e cerchiamo di rendere sempre più produttiva questa nostra provincia per fare in modo che ci sia una crescita complessiva. E una cosa che voglio sottolineare è che finalmente quest'anno passato ha visto la stabilizzazione dei precari, quindi con grande soddisfazione questi lavoratori lavoreranno e sono inseriti nella Camera a pieno titolo e quindi sono a disposizione insieme agli altri impiegati per tutte le imprese e tutte le necessità della provincia. Uno dei tanti obiettivi da lei raggiunti insieme ai suoi collaboratori. E l'obiettivo principale è questo della stabilizzazione. Un altro obiettivo è che Agrigento cresce, nonostante la crisi cresce come numero di aziende e cercheremo di fare sempre meglio. Un'azienda premiata, la vostra, di Marchese Rosario Aragona, un'eccellenza del territorio, non solo agrigentino ma anche ragusano e siciliano, nel settore agricolo. È sempre troppo buono. Siamo una modestissima impresa del territorio che proviamo a lavorare e a fare lavorare. La nostra è un'azienda che produce uve nel territorio di Canicattì e ortaggi in cultura protetta nel Ragusano. Da qualche anno abbiamo avviato dei progetti di sperimentazione con le università, prima di Palermo, oggi di Catania, sperimentazioni che sono necessarie, ahimè, alla luce dei cambiamenti climatici. Quindi oggi come azienda dobbiamo adeguarci a quello che sta succedendo e quindi solo attraverso l'innovazione, solo attraverso il supporto del mondo delle università, degli enti scientifici, speriamo di poter fronteggiare questa crisi che peraltro è profonda nel mondo agricolo. Quindi il nostro impegno è quello di continuare la tradizione familiare. La mia è un'azienda che si tramanda da 3-4 generazioni e abbiamo la grande responsabilità di provare a mantenere quello che i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri antenati hanno fatto. Presidente, oggi qui ad Agrigento per questo premio alle imprese più meritevoli. Eh sì, oggi è giornata importante per queste imprese che saranno premiate. Un grazie va al commissario e mio collega Giuseppe Termini per questa iniziativa importante che ormai si ripete da diversi anni. E quindi un riconoscimento che le imprese tengono tantissimo perché spesso gli imprenditori hanno bisogno di poco, ma queste gratificazioni sono importanti per farli continuare sempre a lavorare con grande dignità, rispetto e sacrificio. Lei è presidente regionale, ecco qual è l'importanza attuale e il sostegno che Union Camera dà per i suoi servizi alle tante imprese del territorio? Come Union Camera Sicilia stiamo portando avanti tanti progetti, a partire dall'innovazione tecnologica, l'energia, il turismo, i trasporti, quindi stiamo facendo tantissimo lavoro insieme alla Camera di Commercio siciliana con la speranza di raccogliere i frutti meritati per questa bellissima regione siciliana. Ecco, qual è il trend di crescita o no delle aziende in Sicilia? Le aziende al momento sono in una fase stabile, ci sono pochissime imprese che si iscrivono e anche non poche che si cancellano, quindi un trend abbastanza stabile. Speriamo che nei prossimi mesi ricomincia, come è stato fino a qualche mese fa, l'aumento delle iscrizioni presso le varie camere di commercio siciliane. Lei oggi viene premiato qui alla Camera di Commercio con un premio Progresso, un'azienda che negli anni si è elevata moltissimo. Qual è il segreto, il successo? Innanzitutto grazie per questi eventi che appunto dovrebbero essere più pubblicizzati, grazie a voi anche alla vostra emittente. Il segreto, nessun segreto, spirito di sacrificio e portare l'autenticità dei nostri prodotti che non ha uguali al mondo, questo voi lo sapete e ve lo posso assicurare, nel mondo, con dedizione e spirito veramente di sacrificio. Francesco Piccarella, tra i premiati oggi del Premio Progresso Economico di Agrigento. Sì, è un grande orgoglio per la nostra impresa essere state premiate appunto dalla Camera di Commercio di Agrigento e naturalmente ringraziamo il commissario straordinario Giuseppe Termine per averci onorato appunto in questa giornata. Naturalmente un premio che
riguarda la nostra struttura, che di fatto è oggi l'impresa turistico-ricettiva alberghiera più longeva del territorio di Agrigento, e quindi insomma una dedica va sicuramente all'ascito che ha fatto mio padre, Carmelo Picarella, imprenditore di questa città, un uomo politico e sociale insomma di grande rilevanza. Quindi un grande onore per me, per noi, naturalmente famiglia, e naturalmente un ricordo di papà.